Oltre alla grinta, allo spirito di sacrificio, alla bellezza del gioco, l'Acragas sa anche soffrire. Un carattere di ferro, quello della squadra del sergente Pino Rigoli, che raggiunge la semifinale playoff di Serie D e comincia a sognare sempre più la C. Contro un Arezzo di spessore, anche se in avanti ha fatto vedere ben poco, ai biancazzurri è bastato un gol nella prima parte di gara. Lo ha messo a segno l'uomo più atteso della vigilia, quel genio di Nicola Arena che in questi playoff finora era stato spettatore. Invece stavolta il numero 10 biancazzurro è uscito dalla lampada magica e con una zampata ha deciso il quarto di finale. Ma è stata tutta l'azione splendida, cominciata da Tino Parisi che non si è scomposto più di tanto dopo essere stato attaccato da due avversari nella propria metà campo. Il laterale sinistro con una magia si è liberato dei due giocatori aretini, ha ceduto il pallone ad Arena che in slalom ne ha fatti fuori altri due, palla a De Rossi che seguiva l'azione a destra e rasoterra che ha messo in imbarazzo il portiere aretino che non è riuscito a bloccare la sfera. Per Arena è stato un gioco da ragazzi gonfiare la rete e fare esplodere l'Esteneto dove erano assiepati oltre 6.000 spettatori. L'Arezzo ha avvertito il colpo ma ha avuto il merito di reagire e di buttarsi nella metacampo avversaria. Buoni nel palleggio, i toscani hanno difettato negli ultimi 16 metri, tanto da far pensare che il loro gioco non prevede mai il tiro in porta. L'Acragas ha rischiato soltanto su qualche mischia a seguito da tiri d'angolo, ma di vere parate valenti non ne ha compiute, tranne quella nella ripresa sul tiro di Del Santo dal limite dell'area di rigore. Il forcing finale degli aretini con l'Acragas stanco ha messo i brividi ai tifosi di casa che hanno accolto il triplice fischio finale come una vera liberazione. Il sogno C continua e pazienza se domenica prossima ancora allo stadio Esteneto contro il Pomigliano Rigoli dovrà inventarsi l'intero reparto difensivo. Fuori Vindigni per squalifica, fuori Chiavoro per infortunio, per lui la stagione è già finita. Da valutare le condizioni di De Rossi uscito nell'intervallo. Rimangono a disposizione al centro Astarita e Fontana. Se dovesse esserci De Rossi non è da escludere un suo utilizzo proprio in mezzo alla difesa, lasciando le fasce a Parisi e Paladini. E continua la preparazione del Pomigliano in vista proprio della semifinale playoff. Ieri i Granata di Biagioseno hanno battuto 6-1 in amichevole il Calcio Campano Giovani, società che quest'anno ha disputato il campionato di promozione. Per la cronaca i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul 4-0 grazie alle reti di De Rosa, Variale e Gennaro Esposito, quest'ultimo autore di una doppietta. Nella doppietta girandola di Cambi è arrivato il gol degli ospiti prima che il giovane Somme e Schioppa arrotondassero il risultato sul 6-1. È stato un buon test, ha detto Seno a fine partita, che mi ha permesso di valutare diverse situazioni. Hanno giocato, come dicevamo, anche i giovani Carbone e Somma, due uomini in più per la sfida dell'Esteneto.